Un risultato storico che arriva dopo 30 anni e che mette fine a una delle vicende ambientali più complesse per il territorio veneziano. Si è concluso l'intervento di bonifica dell'ex discarica in via Teramo a Mira, nella frazione di Olmo di Borbiago. I 200 fusti di bauxite, ma non solo, c'era anche altro, sono stati tolti. Sembrava prima un prato assolutamente innocuo e non si vedeva nulla. Oggi lo è veramente. Abbiamo tolto quello che invece era una ferita profonda, inquinante. Questo grazie, devo dire, e non ricordiamolo all'Europa, che allora ha detto insomma, che 200 discariche abusive non andavano bene sul territorio nazionale, ha spinto l'Italia a farlo. L'Arma dei Carabinieri se ne sta occupando dal 2017, a che oggi il 2 dicembre finiremo l'ultimo dei 200 siti abusivi. Arrivavano a Porto Marghera, addirittura avevano mette in difficoltà anche le acque di falda. Su questo sono stati asportati il tutto, sia i terreni inquinati come rifiuti speciali portati in discarica e sia estratto tutte le acque contaminate su questo. Quindi oggi ridiamo un'area alla città di Mira e siamo contenti di questo. Un obiettivo che la Regione si era prefissata, assumendosi l'impegno di restituire alla comunità anche quest'area, ha evidenziato l'assessore Marcato, che ribadisce l'importanza e il diritto al rifinanziamento della legge speciale per Venezia, inapplicata dal 2011. È una legge necessaria per garantire l'incolumità di un bacino fragilissimo come la laguna di Venezia. E non si capisce per quale motivo dal 2011 questa non venga più rifinanziata. Abbiamo scritto decine di lettere, non ci ha mai risposto nessuno, governi di destra, di sinistra, continuiamo a scriverle. Io credo sia intollerabile che una legge che chiunque capisce che è necessaria non venga rifinanziata, visto anche che questa regione continua a dare, attraverso i suoi imprenditori, i suoi lavoratori, continua a dare risorse che servono al funzionamento dell'intero paese. Allora, l'autonomia non ce la vogliono dare, perfetto, almeno dateci soldi per garantire sicurezza al nostro territorio e a un territorio fragile come è quello lagunare veneziano. L'intervento è costato complessivamente 6 milioni di euro.